Una appunto. volta. Ora ci fanno le assicurazioni, pensate un po'. Quindi oggi vi diamo anche il numero da diretta, lo 0266203529, ripeto lo 0266203529 per intervenire in diretta con il nostro consulente di vita spericolata. Allora, Goffredo. Allora, intanto vi ringrazio Padani RPL e soprattutto Mimmo per questa opportunità che mi ha dato di avere questo spazio. Infatti preparati a essere tritato ripetutamente, perché dato che noi abbiamo tanti ascoltatori che hanno un sacco di problematiche, ogni tanto ti rinviteremo qua, tu sarai costretto a venire ancora qua a subire tutti i nostri maltrattamenti. Con piacere. Perché sicuramente con piacere. e se non ce la farei tu, saremo ben felici di ospitare qua la tua prediletta figlia che, udite signori, sta seguendo le orme del padre. Sono già... E anche meglio del padre. Anche meglio, se i figli sono sempre meglio del padre. Sì. Comunque adesso è in dolce attesa, per cui non so nel prossimo futuro, però sicuramente verrà a trovarti. Beh, facciamo gli auguri, un forte abbraccio, perché Viviana è un'amica dei professionisti imprenditori uniti. Purtroppo questa sera non poteva essere qua, è venuta a sostituirla il padre, ce lo teniamo, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Anche perché il padre è un pozzo di scienza, il padre veramente... Sì, abbiamo parlato di tante belle cose prima e ora io ho tipo un'amnesia, non mi ricordo cosa gli devo chiedere, non mi ricordo più niente. Infatti io odio parlare, perché poi le domande le ho già fatte, che solito, perché dobbiamo fidare dei computer, perché è la generazione che quando aveva 20 anni è uscito il film Odissea nello spazio 2001. E anche mio papà Annunzio dice: io non mi fido di questo, ho visto il film che c'è il computer che accide tutti quanti nello spazio. Insomma, ci siamo adeguati, perché se non ti adegui al cambiamento invecchi, ovviamente. Però confermi che il tuo computer non ha... Ci può essere in gioco il patrimonio, perché io tendo sempre a perdermi, purtroppo che purtroppo non c'è più, e spero che sia a fare il mercato nel cielo o al purgatorio dove il buon Dio l'ha piazzato, sicuramente in paradiso con il suo banchetto. Cosa vendeva il buon Maurizio? Lenzuola e asciugamani. Ecco, io per Confcommercio ero e sono e resterò sempre lo sparacazzate, ecco perché mi chiamo lo sparacazzate. Salutiamo gli amici di Confcommercio che in Viale Venezia ci ascoltano sempre, un forte abbraccio, soprattutto all'amico Enrico. Ecco, e poi chiudo, giustamente. Vabbè, ecco, Mimmo si è commosso un attimo, che quello anche lui faceva l'ambulante. Allora, sono Federico di Vicenza, in Veneto c'è il decreto Zaia, cioè che sotto lo 0,50 non puoi metterti alla guida. Quindi giustamente in Veneto si guida sempre embriaghi. È dappertutto. Minimo, lo 0,50 è minimo in Veneto. Veneto è minimo? Infatti gli ascoltatori del Veneto possono chiamare e confermare che si guida a Brilli. Guido Brillo, per sbaglio ho un sinistro, senza offendere gli amici di sinistra, un sinistro. Di solito quelli di sinistra, hai un sinistro. Ecco, allora, cosa mi succede? Cioè, se ho alcune assicurazioni, cosa può non esserci? Una copertura? Mi stavi spiegando, da un ignorante come me? Da un ignorante come te, ecco, che potresti aver comprato l'assicurazione via internet, potresti esserti dimenticato di acquistare la rinuncia alla rivalsa per eventi legati alla guida in stato di ebbrezza o all'uso di stupefacenti. In questo caso la compagnia, non potendo porre nessuna remora nei confronti del terzo danneggiato, sarà costretta a risarcire il terzo danneggiato e poi avrà diritto di 20 anni nulla di tutti i danni. Cioè, senza offesa, una cosa alla Cambogia, alla Pol Pot, cioè io metto sotto uno 18 anni, 19, vengono e si pigliano la casa di mamma e papà. Si pigliano la casa di mamma e papà perché tu a 18 anni hai preso la patente da poco e la macchina è di tuo papà, per cui chi viene martellato nei denti, il primo, sarà papà e mamma. E io devo pagare per nuovo quello che ho messo sotto. Per nuovo, per quello che vale. E se avrà 70 anni lo pagherai per l'età che ha di 70 anni, se è un giovane di 18 anni lo pagherai per l'età di 18 anni. Adesso ci sono delle tabelle del Tribunale di Milano che stabiliscono l'invalidità permanente. Mimmo ne sa qualcosa e in base a quello tu sarai per tutta la vita obbligato a risarcire il danno, anche se nel momento in cui avviene il fatto
tu sei in grado di pagare, però dopo il quinto dello stipendio oppure tutte le eventuali proprietà che hai, nel caso che devono risarcire o che devono chiedere i danni loro. Di solito quando i danni li chiede il danneggiato, le compagnie vanno a nozze, perché se il danneggiato fa causa, la causa mediamente una causa civile dura 4-5 anni, quindi le compagnie vanno a nozze. Allo stesso tempo, quando devono fare una rivalsa loro, non vanno più a nozze, perché il discorso è all'inverso, quindi anche loro fanno fatica a portare a casa i soldi. Quindi ripetiamolo per gli amici a casa, è molto importante quando si acquista un'assicurazione RC, responsabilità civile per l'auto, civile obbligatoria, controllare che ci sia ci sia la rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza. Per guida in stato di ebbrezza, ma poi le rinunce alla rivalsa sono più di una. C'è la guida con patente scaduta. Quindi se io ho la rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta, nel momento che accade un sinistro, nel momento in cui viene riscontrata la mancanza di rinnovo della patente, succede che se mi rinnoveranno la patente entro un certo periodo in cui non posso più avere la patente, in quel caso la compagnia ha diritto solido. Il danneggiato. Sono diverse le rinunce alla rivalsa. C'è anche la guida. Prendiamo per esempio i pick-up. Il pick-up, cioè i cipponi, quelli americani. I cipponi americani adesso vanno di moda. Di solito hanno 4 posti o 5 posti in cabina, perché hanno 4 porte più il cassone posteriore. Questi mezzi sono immatricolati in Italia esclusivamente come autocarri. E cosa vuol dire immatricolare? Per un ignorante come me, cioè, cosa vuol dire sei proprio ignorante, però. Sì, se no mica stavo qua, votavo il PD a questo punto, ero senatore o deputato del PD. Devi votare il PD. L'immatricolazione è quando si compra una macchina, si registra al pubblico registro quel mezzo con le caratteristiche tecniche di quel mezzo, cilindrata, cavalli fiscali, kilowatt, potenza, eccetera, eccetera, numero di posti, di conoscere, è che l'autocarro... va avanti, il regista sta registrando. Allora, l'autocarro... aspetta che mi ha distratto il regista. È un bell'uomo, giustamente. È un bell'uomo, effettivamente. Allora, l'autovettura è immatricolata come autovettura, uso privato, la può guidare chiunque, perché sempre che non ci siano le limitazioni, come in molte compagnie telefoniche che sotto i 23 anni creano dei problemi ai guidatori. Allora, nelle compagnie tradizionali questo problema non c'è. Chiunque può guidare la macchina, chiunque può imprestare la macchina a un amico e l'amico può a sua volta trasportare chi vuole su quella macchina. La differenza con l'autocarro è sostanziale. Io compro un autocarro come azienda, perché l'autocarro si presuppone che sia un mezzo di lavoro, il dipendente o titolare della stessa. Se io do il pick-up a un mio dipendente, ancorché fosse un dirigente, e a me è capitato, ne abbiamo di questi casi, il pick-up il sabato e domenica sta fermo in box perché lui non può portarlo con la moglie e i figli. Questo da un punto di vista di codice della strada, nel senso che se lo fermano gli possono fare il verbale. Per noi, per esempio, come compagnia, ma come tutte le primarie compagnie tradizionali, coprono anche la responsabilità e quindi coprono i danni senza alcuna rivalsa nei confronti dei trasportati danneggiati, anche se non rientrano nel novero dei cosiddetti terzi, tra parentesi, perché non sono della ditta, non sono iscritti a libro paga della ditta o non sono i titolari della ditta. In più noi rinunciamo alla rivalsa anche per il trasporto oltre il numero consentito dei posti. Quindi se io vivo in certe latitudini e sono mezzo napoletano, cioè tu porti mamma, papà, nonno, Giovanni, Brambilla, Francesco Settinotto e Ciro. C'è anche Ciro. Ciro c'è sempre. Se c'è anche Ciro e succede un sinistro, loro pagano comunque, divideranno il massimale in funzione del numero delle persone che sono danneggiate. Bretto, sono belle multine. Ti fai male, insomma. E se è un sinistro... Se è un sinistro però sei coperto. Se è una compagnia, tra virgolette, tradizionale. La maggior parte delle compagnie tradizionali coprono anche
queste sovrannumero. realtà. Ma uno deve fare una richiesta specifica, invece questo servizio la compagnia tradizionale lo dà a prescindere. Secondo te, Mimmo, sei una persona attenta, a un cliente che viene e che mi dice che deve fare l'assicurazione, è un figlio giovane, io mi sentirei di non mettergli la garanzia della rinuncia alla rivalsa per la guida in stato di ebbrezza? Io non glielo dico neanche, no, gliela do, punto. Perché per filosofia e politica aziendale non esiste che esce dal nostro ufficio una polizza senza la rivalsa, senza la rinuncia alla rivalsa, perché tu puoi mettere nelle peste e rovinare la vita di un'intera famiglia. Ma quanta differenza fa a livello di costo? Perché poi la gente va a risparmiare sui centesimi, più o meno. Ma sulle telefoniche il costo della rinuncia alla rivalsa mi sembra sia intorno tra le 10 e le 15 euro. Cioè parliamo davvero di una sciocchezza. Allora, la stessa sciocchezza la vedi nei limiti, nei massimali di legge. Il massimale minimo di legge è 7 milioni Di euro? di euro per danni come sinistro catastrofale, danni a persone, eccetera. E il massimale di 50 milioni ha una differenza mediamente 25-30 euro. Allora, capisci bene che la differenza tra 7 milioni di euro... Sarà la Cobra 11 che blocca un'intera autobahn, perché qua ho Mimmo che è un fan di Semir Gerkan. Sì, e poi che quando sto a casa mi chiamo, dice, Federico metti... No, quello è Nunzio, scusa. Dice, Federico metti su Rai 2 che c'è Cobra 11, c'è Semir Gerkan, e fanno sempre mega super incidenti. Allora in quel caso magari può... Ora, al di là della nota... Vabbè, prendi come esempio il sinistro che era accaduto qualche anno fa in Francia, dove sono morte diverse ragazze sul pullman. Capisci bene che ogni ragazzo di 17 anni ha una vita spezzata, 1 milione non basta. Quindi uno non deve pensare, a me non succede mai perché io sono più figo degli altri. Un po' come quello che dice, sono 5 anni che pago la polizia infortunio, ma a me è successo basta qualunque cosa, anche senza che sia colpa tua, no? Siamo umani, siamo esseri ultra fallibili. Abbiamo ospite stasera, è un pozzo di scienza, di sapere per quanto riguarda un pozzo di scienza. Queste questioni tra qua. l'altro è molto tagliato per la radio, e mentre fa la radio fa anche dei bellissimi graffiti con la penna. Cioè un artista, quest'uomo, e in contemporanea riesce a fare entrambe le cose. E mica è un carabiniere che o scrive o legge. Quindi io gli faccio complimenti, perché un uomo tagliato non aveva mai visto una radio in vita sua. È arrivato oggi. No. Quando è che è venuto? È venuto anni fa. Abbiamo iniziato un percorso io e Mimmo, che poi io per problematiche di lavoro adesso sono un po' più tranquillo, con Goffredo Sernaggiotto delle assicurazioni telefoniche, ma praticamente i furgoni scoprimmo grazie a Goffredo Sernaggiotto dell'Assi Credit, lo ripeto, qua a Milano, e potete trovare, se andate su Facebook, su internet, su internet c'è anche l'indirizzo, c'è tutto. Con Goffredo scoprimmo che appunto tanti ambulanti milanesi avevano il furgone assicurato come camper e non come furgone, per cui se facevano un incidente praticamente non avevano diritto a quello che erano i risarcimenti e le coperture. Ti dirò di più, al di là del mezzo di lavoro, abbiamo visto che non è stato una grossa fortuna, però era giusto così, assicurare i banchi di lavoro. Quando abbiamo iniziato ad assicurare i banchi di lavoro, la maggior parte degli ambulanti pensava: ma cosa serve la polizza sul banco? No, noi abbiamo pagato 3 sinistri pesantissimi. Cioè gli ambulanti che cadevano sul banco? No, gli ombrelloni che cadevano sui cristiani che camminavano, le donnette, le signore che andavano a fare la spesa sul mercato, inciampavano nella base di cemento. Sono tutti soldi che hanno recuperato questi benedetti ambulanti grazie alla copertura del riciclo. Al momento non pensavano fosse utile, però torniamo al discorso prima, che tutto quello che non succede in 30 anni può succedere in un secondo, e se hai soldi, se hai messo via i soldi, come è normale, noi italiani siamo le formichine, allora devi far fronte ai risparmi per quegli imprevisti di un certo tipo, perché la logica dell'assicurazione è da un costo incerto lo trasforma in un costo certo di una certa cifra, può essere anche spesa
a fondo perduto, un po' come la polizza vita, ragazzi. Un genitore che ha 2 figli, è giusto che si faccia una polizza vita. Posso avere un incidente, qualunque cosa mi può succedere. Quell'uomo che ha fatto la polizza vita è stato un buon padre di famiglia, perché ha pensato ai figli, non per tutta la vita, perché non è possibile coprirsi per tutta la vita, ma almeno per far fronte i primi anni, che sono gli anni più brutti, a quello che è la perdita di un genitore. Assolutamente. L'ho fatta anch'io che non ho figli, quindi... Non so per chi l'hai fatto. Tu metti beneficiario me. Così hai motivo di averla fatta, un motivo valido. Vedete appunto, come avevo spiegato prima, con Goffredo Sernagiotto abbiamo appunto parlato anni fa appunto di alcune problematiche che riguardavano il settore assicurativo, ma Goffredo appunto, oltre che assicurare veicoli, assicura appunto anche sulla vita, assicura sulla casa. Infatti io anche i cristiani assicura di tutto, e per anche giunta, i cani, anche i cani, amici, gatti. perché i cani sono problematici, se sgagnano il polpaccio a qualcuno. Ragazzi, è morta una mia Kira giovedì. ci Fatemi dispiace. le condoglianze, perché è stata una sofferenza, 11 anni e mezzo, ma se n'è andata. Non so come farò entrando in ufficio a non vederla più, perché invece era una presenza costante che a me metteva simpatia. Io ero convinto fosse una dipendente, perché era la prima a entrare, l'ultima. Invece era un bel pastore tedesco, era un bel cagnone. Giovedì mi guardava, non si muoveva, sono stato vicino a lei tutto il giorno, poi gli ho dato le polpettine di carne trita e ne mangiava a fatica. La sera è crollata, è andata in coma, la mattina non c'era più. Ecco, parliamo di vita vissuta. Cani, perché assicuriamo i cani? Perché nella polizza di responsabilità civile è della famiglia, che abbia i figli o che non abbia i figli, che abbia il cane o che non abbia il cane. Se hai figli minori, figlio minore, noi sappiamo, per fatti anche dolosi. Quindi se tu hai un figlio piccolo, tu non puoi sapere che lui non si è fatto imprestare la fionda da un amico, o se hai fatto la fionda e si mette a tirare sui vetri delle macchine per strada. Beh, io da piccolo l'ho fatto con i vetri della scuola. Sì. Ero consulente per vite spericolate, Goffredo Sernagiotto. Pubblicità. Sernagiotto, una G, Sernagiotto. Ecco, anche la dizione. Due per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Giotto. Ecco, dell'Assi Credit qua a Milano, viale Teodorico 22, fermata Lilla, Portello, metro Lilla, Portello, e stiamo parlando di vita vissuta. Come sapete, la vita è fatta di rovesci, di giorni con il sole e tanti giorni con la pioggia, e l'assicurazione, da quello che ho capito io, è come avere l'ombrello quando piove. Bravo, hai fatto un esempio stupendo. Quando c'è il sole, e solitamente invece noi umani l'ombrello quando piove non ce l'abbiamo quasi mai. Però ecco, il nostro Goffredo, il nostro consulente in vita spericolata, ci sta aiutando a capire come far avere l'ombrello quando piove. Allora, praticamente, continuando il ricordo discorso... anche la diretta, lo 0266203529, siamo in diretta, 0266203529 per chiunque voglia intervenire. Grazie Goffredo. Stavo riprendendo il discorso della responsabilità civile della famiglia. Dicevo, viste le percentuali anche di copertura assicurativa di questo genere in tutta Italia, siamo un paese un po' indietro sotto molti aspetti. Se non fosse obbligatoria forse sarebbero nelle stesse condizioni nostre, però dovrebbero, ne ho di parte, però possiamo immaginare 100 cose, perché io di aneddoti ne potrei raccontare centinaia,
la signora che gli dimentica il rubinetto aperto in casa, c'è lo straccio, si toppa il lavandino e comincia a allagare l'appartamento, quello di sotto. E il figlio che rovescia il vaso dalla finestra e sfiora un passante e prende in pieno una macchina. Il figlio Ha denunciato il figlio che aveva investito 2 ragazzini su un monopattino, mi pare, e uno è finito in coma all'ospedale, uno dei ragazzini invece Attore sto monopattino. No, adesso hai portato come esempio una macchina, quindi assicurazione obbligatoria. Io dico non c'è assicurazione obbligatoria nella vita privata, certo. però qualunque cosa può succedere, vai a sciare, adesso quando in Trentino ti chiedono la polizza, piste non vai, perché devi tu sorta di white pass. white pass. Ma senti, parliamo un'altra cosa che mi ha affascinato sempre, che esistono grandi star che si assicurano parti del corpo. Tipo abbiamo Cristiano Ronaldo che si è assicurato le ginocchia, un'attrice che si è assicurata al naso, Rocco Siffredi non so se si è mai assicurato la sua spada. Se non l'ha fatto prima, adesso ormai dicono che ancora invece sia bello qualche aiutino magari. Ha fatto l'Academy Rocco, gli facciamo gli auguri. Sì, auguri. Ecco, auguri, anche Rocco. Federico regista lo sa. Auguri. Ok? No, ci sono. Ci si può assicurare parti del corpo? Sì, noi in Italia non è il mercato di massa, non è il mercato del mass market o del market media market, diciamo. È un mercato molto particolare, molto ristretto, sono compagnie straniere, difficilmente italiane, sono trust, perché nessuno si prende il rischio di assicurare le gambe di Ronaldo in proprio. Di Roberto Bolle, per esempio. O di bolle, no. Ma è come dire, se io devo assicurare una Ferrari, per fare l'esempio di come funziona questo mercato, io sono un assicuratore, devo assicurare una Ferrari da 500.000 euro. Poi ce ne sono altri 9 assicuratori come me che devono assicurare altre 9 Ferrari. Se ognuno assicura la sua Ferrari, nel momento che per sfortuna quella Ferrari viene rubata, lui deve tirare fuori 500.000 euro. Ma se tutti e 10 ci mettiamo in trust e assicuriamo tutti e 10 le Ferrari, ognuno ha il 10% di rischio di ogni Ferrari. Vuol dire che quando rubano una Ferrari qualsiasi di ognuno partecipa per il 10%. Quindi capisci che prendo meno, però rischio anche molto meno. Quindi questo è un po' il discorso della riassicurazione indiretta. C'è chi assicura le gambe, quanto poi costano le gambe di Ronaldo, quanto costano le gambe di Belen, quanto costa il nasino di Belen? E non parliamo della farfallina. No, stiamo sulle parti alte. No, il tatuaggio. Il tatuaggio. Beh, il tatuaggio, se si rovina il tatuaggio... Quella non è la farfalla, quella è un'altra cosa, è un altro ortaggio, è la patata. Ecco. Mimo senza peli sulla lingua, quindi ormai Mimo è andato oltre. Vabbè, no, comunque è vero, ci sono grandi riassicuratori internazionali. C'è un americano che ha un patrimonio di 100 miliardi personale, che è la più grande società di riassicurazione americana, che ha contribuito alla riassicurazione delle Torri Gemelle, perché se le Torri Gemelle avessero avuto un solo assicuratore, nel momento del crollo sarebbe fallito. Ah, non è vera questa leggenda metropolitana allora che la compagnia che assicurava le Torri Gemelle è fallita dopo il crollo delle torri? No, sono tutte balle, perché nelle Torri Gemelle c'erano almeno 3 compagnie italiane che concorrevano con percentuali dell'1 o lo 0,5%. E c'era l'assicurazione anche per impatto aereo sulle torri? Beh, quello è un atto di terrorismo, quindi l'evento terroristico, Non è specificato quando assicuri come. una torre, un palazzo come quello, ti devi contare anche se esce della polvere strana e la vai a respirare, cioè dice non c'è nessun rischio escluso, sono polizze on risk, quindi polizze on risk, tutto compreso, la prima cosa che ci sono le polizze incendio di base, cioè sono i fatti dolosi e i danni da terrorismo. Quello è un chiaro esempio di atto terroristico, perché poi è stato conclamato, no? Sì, ora mi è incuriosito. Quali sono le 3 compagnie italiane? Non si può dire. Non si può dire, è un segreto di Stato. Principali compagnie
italiani. Perché non No, si perché se possono? dico il nome dopo una dice no, io non ho partecipato, per cui evitiamo di dire i nomi perché anche qui è un pool di compagnie esagerato perché i danni sono stati Abnormi. A me ha messo curiosità la cosa, perché appunto noi gli italiani di solito siamo sempre quelli che si sottovalutano, allora ecco. Beh, le banche le abbiamo inventate noi, la partita doppia, le cambiali, tutte cose che abbiamo inventato noi, Le soprattutto i toscani. le prime assicurazioni sono nate in Italia, a Genova, subito dopo il primo medioevo. Quindi... Noi in Inghilterra che dicono tanto No, Lloyd, Inghilterra- assicuriamo la nostra Allora, nave che in va... Inghilterra sono nate con l'incendio di Londra del 1500, mi sembra, non mi ricordo, perché andava distrutto la maggior parte della città, tutto un quartiere, un danno enorme perché le case erano tutte fatte in legno, e da quel momento pensarono di costituirsi in cooperativa, mettendo ognuno qualcosina per tutelarsi nel futuro che veniva. Ma le prime assicurazioni di trasporti sono nate nella Repubblica Marinara di Genova. Perciò abbiamo un motivo in più, Noi siamo i un'orgogliosità italiana. Orgogliosità italiana, assolutamente, perché parliamo del 1289, l'America è stata scoperta nel 1492, se è vero che l'ha scoperta Cristoforo Colombo, noi eravamo 200 anni prima, no? Qua c'è anche la teoria del complotto, perché forse non è stato Colombo ma sono stati gli alieni, come dice Obama, però. No, sì, gli alieni, forse erano i Celti, non si sa chi. Però Colombo, nella sfiga che ha avuto, Ma lui voleva andare in India, poi si è andato a sbattere. È andato a sbattere. Comunque, uscendo